Per me la lingua corsa è qualcosa che fa parte di me, che mi piace, che mi costruisce. Quando è che voi avete imparato a fare la corsa? Il corso l'ho imparato in casa, con mio papà, mia mamma e a mia nonna, sono stata arrivata in paese, bon. E hanno sempre imparato il corso, sono stata una famiglia di pastori, di ortolani e ho avuto la fortuna che mi hanno tramandato questa lingua quando ero giovane, l'ho sempre parlato e l'ho sempre inteso. Quando la parlate a lingua corsa? Beh, bon, il corso parlo sempre, da una sera, in casa e fuori, perché ho la chance di avere assai amici di noi che parlano, amici che erano in scuola, che ho conosciuto cantando, perché ho questa passione di canto di noi, e parlo sempre, il più possibile, anche telefonando, quando ho dei sms lì, è sempre in corso, è naturale. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? La lingua corsa è qualcosa che, bon, io l'ho sempre parlato, sono sempre stato abituato a sentirlo, è una cosa affettiva, posto che per me è la famiglia, il paese, bon, e tutta la mia zitellina è qualcosa che non ho bisogno. Se parlo mica corso, bon, mi piacciono tutti i lingue, inglese, spagnolo, italiano, il basco e tutto, ma il corso non ho bisogno, se parlo mica corso non sono mica lo stesso. Come dite la bene di lingua corsa? Bon, spero, cioè aspirare come tutto il mondo, a un livello di istituzioni, di politica, cioè continuare a lottare, perché il corso diventa ufficiale, penso che è una condizione quantunque qualcosa di importante, che aiuta a salvare la lingua, ma penso che c'è più coscienza che per salvare il corso c'è praticarlo. Anche c'è che c'è vergogna, c'è che aveva vergogna di parlare, cioè provare e così, che si prova sempre a parlare bene, obbligato, voilà. E dopo diventa un piacere.